Sono stati scelti alcuni luoghi simbolo del nostro paese per la protesta del comparto turistico, l'industria più importante dell'economia nazionale messa letteralmente in ginocchio dalla pandemia. In Veneto, a Venezia, il ponte di Rialto, dopo le maschere festanti di qualche giorno prima, si è colorato delle giacche rosse della Filcams CGIL, sigla che indica i lavoratori di commercio, albergo, mensa e servizi. Con Fisascat e Wiltux, le sigle di CISL e WIL, hanno promosso una mobilitazione in tutta la penisola per chiedere alla politica sostegni concreti che aiutino il comparto ad uscire gradualmente dall'incertezza nella quale sta ancora vivendo. Il governo, che pure ha disposto stanziamenti per il Fondo Unico Nazionale, secondo i sindacati non tiene ancora nella opportuna considerazione il ruolo centrale del settore turistico nel PIL del paese. Si tratta di un sistema imponente di imprese impegnate nell'accoglienza, ristorazione, pubblici esercizi, cultura ed organizzazione dei viaggi, stabilimenti balneari e strutture termali, ma anche nella sfera fieristica e convegnistica. Come sempre, coloro che pagano le più pesanti conseguenze sono i lavoratori. Si fatica ad avere i numeri che si avevano prima di questa terribile pandemia, quindi è un settore che è ancora incerto. Ci sono stati persone che si sono licenziate, ci sono stati colleghi che si sono ammalati, siamo stati a corto di personale, quindi si rende assolutamente necessario una proroga di questi ammortizzatori sociali per aiutare proprio il settore a ripartire con le proprie gambe.